buongiorno, anche io faccio qualcosa di cuoco senza offesa. Io ho fatto il cuoco alla mensa ufficiale, senza andare a scuola, e oggi preparo un po' di bietola con pasta al forno. E anche io sono grato a fare la prova del cuoco. Speriamo che io vi do anche un po' di passione, un po' di gioia, che ne so io. Taglio un po' la bietola e la metto qua dentro, vedete? E la lavo. Eccoci qua. Eccoci qua. Adesso ci metto l'acqua e la metto a cuocere e dopo vediamo cosa esce fuori. Come vedete io non butto niente, questo è il resto, lo metto dentro una bustina, vedete, e la porto ai miei amici. Qua vicino c'è un parco di animali e la porto agli animali. Io non butto niente, io sono una persona naturale, amo la natura, amo l'ambiente e amo tutti quelli che mi circondano. A dopo. Adesso è cotta la bietola. Adesso la scolaiamo, mettiamo dentro l'acqua. Ecco qui. E ci sentiamo più avanti. Bietola dopo cotta. Questo è il mio ruoto. Fra poco preparo la pasta. È cotta, adesso la metto nel ruoto. Adesso ci metto un po' di formaggio emmental. Eccoci qua. Adesso ci metto un po' di grana padano, un po' di formaggio. Questo era meglio formaggio di pecore quando lo facevano i miei genitori. Un po' di aglio fresco per dare un po' di sapore, un po' di rosmarino per dare il sapore,
Adesso ci metto una sana fresca, latte come sana, così. E poi la metto 20 minuti. Il pranzo è pronto. Buon appetito a Carmelo, anche a voi, chi vede questo video. Il pranzo è pronto al tavolo. Tutti dicono che fanno i chef di cuochi, però per fare il chef bisogna avere anche il cibo. Arriva un giorno, a tavola non c'è più niente, c'è solo lo chef e le padelle. Grazie e buon appetito. E ricordatevi queste parole che io ho detto adesso, sono tutte cose che arriveranno un giorno. Raccomando ai giovani di fare qualcosa, di produrre qualcosa nei terreni, di tante cose. Buona giornata dal signore Carmelo Coccaro. Ciao.